Con Luigi Forte, qua a Camin della Min, voi avete organizzato questo incontro in particolar modo con gli allevatori e per chi produce latte. Naturalmente lei ha parlato anche e soprattutto di fare sinergia tra i vari attori. Allora, innanzitutto è creare sinergie, creare relazioni, creare storia e questo storytelling che c'è proprio del cibo, dal campo a quello che mangia l'animale a quello che mangia l'uomo. E oggi abbiamo avuto molti relatori da tutta Italia, liberi professionisti, allevatori, filiere DOP, IGP, proprio per rafforzare questo concetto che il cibo patrimonio mondiale dell'UNESCO è il cibo di primaria importanza e va comunicato tutti assieme attraverso un principio fondamentale che è la salute. Ecco, l'agricoltura può ritornare a essere traino di un'economia italiana che su certi settori sta arrancando. Io credo che per definizione si chiama filiera primaria, quindi per definizione è quella più trainante. Abbiamo visto che oltretutto, in questo caso il latte, che il 50% è consumato, trasformato in formaggi DOP IGP, vengono venduti a doppia cifra in tutto il mondo grazie a questo sistema, grazie alla comunicazione, grazie al marketing, per cui noi siamo fiduciosi di lavorare assieme agli allevatori per migliorare sempre questo gap e porci a livello mondiale e competitor rispetto anche ad altri paesi dove hanno costi di produzione molto inferiori ma hanno una qualità più scadente. Ecco, ritornando al settore e anche al territorio del Polesano, Sì. molti commodity, estensiva la cultura, Sì. la trasformazione potrebbe essere una chiave di volta per creare più reddito agli agricoltori. Allora, la trasformazione, io parlo come agricoltura, la nostra agricoltura, quindi estensiva erba medica, il nostro valore aggiunto, l'ho detto oggi, lo dirò sempre, per noi rispetto a tutti i nostri competitor è il nostro territorio, che è patrimonio della biosfera UNESCO nel parco, e dato più che la cucina italiana è stata insignita dalla cucina patrimonio dell'umanità, e credo che sia proprio il valore fondamentale farci conoscere nel mondo dove noi coltiviamo l'erba medica proprio per il nostro territorio, il Polesine. E vede l'ultima domanda, Sì. l'ultima provocazione, vede in questo anche negli altri agricoltori polesani questa necessità, questa voglia di cambiare? Guarda, io devo dire la verità, mi hai fatto una domanda che è un po' un assist. Io ho invitato anche molti agricoltori e devo dire che siamo più perfetti fuori patria che in patria, come al solito. E il giardino degli altri è sempre più bello quello lontano, quello vicino un po' meno, e gli agricoltori sono abituati a lamentarsi, e però poi uscire dalle loro aziende per confrontarsi, per ascoltarsi e per condividere lo fanno poco. Quindi il mio invito, ma non è un invito, chi vuole può venire ad ascoltare, però dobbiamo uscire dagli schemi che l'agricoltura è fatta da una condivisione.